Proviamo. Qui con mister Tommaso Collamaria, allenatore del Monza. Un Monza che è partito decisamente bene, un 7-0 al Vercelli, e questo manda un chiaro segnale a tutte le squadre. Fondamentalmente mi piacerebbe che questo segnale arrivasse nel modo giusto a noi, fosse arrivato nel modo giusto a noi, perché un 7-0 può destabilizzare alla prima di campionato con una squadra come il Vercelli, che è una delle squadre più esperte. Difatti nel poco tempo che abbiamo avuto per preparare questa partita abbiamo lavorato specialmente su questo, perché oggi è una partita tutta diversa, un 7-0 con una squadra così giovane potrebbe un po' fuorviare e farci partire oggi con qualche centimetro sollevati da terra, e questo sarebbe deleterio. Davanti a voi questa sera c'è il Montebello, una squadra che ha giocato una partita a Sarzana, uscita sconfitta per 4-2, ma nonostante questo ti chiedo come la vedi questa gara e come l'avete preparata? Ma ho detto, lavorando prima di tutto sul fatto che è una partita completamente diversa da quella col Vercelli, che a Montebello è 2 anni che veniamo e che perdiamo, che è vero che ha perso Sarzana 4-2, ma con una squadra che punta decisamente ai piani alti della classifica, quindi è una partita che è da prendere con le pinze, come tutte le partite, molto delicata dal nostro punto di vista, perché potrebbe in effetti aggiungere propellente a quel 7-0 o a quei 3 punti che abbiamo conquistato mercoledì, così come potrebbe riportarci un attimino con i piedi per terra, e che a questo momento non sarebbe neanche un dramma, perché siamo a inizio del campionato. Grazie e buona fortuna.